Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di The Sims 4. Quest'oggi ci troviamo finalmente in compagnia della nostra grande famigliuola. Vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Allora, mi dispiace di non aver effettuato alcun gameplay in questo periodo di tempo, appunto in questi 4 giorni, ma ho avuto dei problemi al PC ragazzi. In pratica il computer, vi spiego quello che è successo, non si avviava. Cliccavo il tasto d'accensione e non si avviava, proprio non riusciva a partire. E allora mi sono messo con l'orecchio appunto vicino al case e ho appunto ascoltato i rumori del computer e ho visto che l'hard disk, il terzo hard disk, quello addetto allo storage di foto e di video, faceva dei rumori tipo beep beep, poi tipo faceva e si bloccava, quindi non dava la possibilità al computer di avviarsi, perché l'alimentatore inviava corrente al diciamo al componente, però il componente a sua volta con quella corrente non riusciva ad avviarsi. Non so perché è avvenuto questo problema, però diciamo che adesso staccando quell'hard disk il computer è partito regolarmente. Quindi ragazzi, non ho perso alcun salvataggio, se è questo che vi interessa per quanto riguarda i giochi. Non ho perso appunto nessun gioco installato. L'unica cosa che ho perso sono diciamo le fotografie e i video che c'erano. Adesso l'ho portato questo hard disk ad aggiustare, magari recupereranno qualcosa, perché altrimenti non si può fare niente. Cioè sono componenti di elettronica, si rompono da un giorno all'altro, è così. Va bene, dopo che vi ho spiegato la causa, quest'oggi possiamo continuare. Spero che tutto funzioni, porte USB, tutto. Quindi, vediamo un pochettino. Il nostro Edward è soddisfatto, perfetto, sta giocando abbastanza da riempirsi il cervello. Serviremo per cena un po' di fish and chips all'americana. Per quanto riguarda nostra moglie, si sta esercitando un po' a scrivere, ma credo che possa bastare. Meglio che si fa una bella partita a Bloblobic e dopo la mandiamo a letto. Perfetto. Allora, per quanto riguarda nostra figlia, è addormentata, ma credo che appena si sveglierà andrà a leggere qualcosa, visto che è un topo di biblioteca. Il nostro grande Leonardo, eccolo qua, continua a cibarsi, eccolo qua, continua a mangiare. Allora, vedi di ripulire tutto, amico mio, e soprattutto di iniziare a disegnare anche qualcosa, per esempio delle persone. Allora, ok, basta Edward, a posto, puoi andare a cucinare. Benissimo, dopo ti fai una bella dormita. Mentre per quanto riguarda tua moglie, ok, siamo quasi al massimo, possiamo andare. Bene ragazzi, vi informo che tra qualche settimana inizierò l'università. Tra qualche giorno inizierò l'università. Quindi diciamo che dovrò un attimino ambientarmi con la forma mentis dell'università, quindi forse qualche giorno non potrò caricare video per vedere un pochettino come fare, perché avrò degli orari ben precisi. Poi vi farò vedere un po' la scaletta di quando usciranno i video, perché sicuramente avrò il tempo molto ristretto e dovrò selezionare un po' di tempo per fare qualche gameplay, perché davvero il tempo che mi occuperà l'università sarà parecchio, quindi ve lo farò vedere con calma poi tra qualche giorno come gestirò il tempo dei video. Sicuramente ci saranno meno video di prima, perché dovrò studiare tutta la mattina per 3 giorni alla settimana e sicuramente avrò 3 giorni diciamo un po' più liberi la mattina, quindi forse qualche gameplay riesco a farlo. Però sicuramente ragazzi non aspettatevi una grande affluenza di gameplay come adesso, che non c'è nulla appunto da fare. Sicuramente tutti avranno iniziato la scuola, io inizierò appunto tra poco, però cercherò di ritagliare un po' di tempo anche per qualche gameplay, non preoccupatevi, almeno un paio alla settimana vedranno di uscire. Basta guardare questo stupido libro, prendiamoci da mangiare. Che succede? Sì. Mangia i fish and chips però. Tu? Sei ispirato, perfetto. E il caffè non te lo puoi prendere, però prenditi un pezzo. No, la torta no, basta, siamo pieni come delle uova. Ripulisci tutto. Se puoi riponi questo nel frigo. E puoi riporre anche questo per favore. Anzi no, già è tardi, lascia perdere il libro. Allora, vediamo di andare a scuola. Perfetto, basta con i fish and chips. Allora, Leonardo e la nostra grande amica si occuperanno della scuola in maniera adeguata, lavorando sodo. Ok, anche tu? Per quanto riguarda nostra moglie, eccola qua. Allora, dormiamo, dopo esserci svegliati vedremo un po' di ripulire questo fish and chips e vedremo di fare un po' di colazione con un po' di uova e toast. Ok, Edward, come stiamo andando noi? Il nostro lavoro ci obbliga a creare altre nuove applicazioni per incrementare il nostro status economico nell'azienda. Quindi continua a sviluppare applicazioni per cellulari. Grande consulente indipendente. Eccolo qua. Come siamo? Ah, ecco qua appunto tutto il nostro resoconto. Out of the West Wind, mamma mia. Eccoci qua, riproduzione, concetti di rivoluzione francese, le avventure di Sir Tommy, il libro più con un alto rendimento, il gioco delle parti della nostra grande Stefania Pirandello.
Vediamo un po'. Ok. Allora, io dico di andare nuovamente al computer e provare a scrivere qualche altro libro. Per esempio, il libro di genere adesso un po' fantasy, perfetto. Il nostro grande amico Edward lo mandiamo a riparare il computer. Speriamo di non prenderci una bella scossa. Attenzione che maneggiare con questo apparato elettronico è un po' complicato. Questo è un hard disk, ragazzi. Questo è l'hard disk che mi si è rotto, maledizione. C'erano tutti questi cavetti in verde e bianco, quindi attenzione. Vediamo quello che c'è qua dietro. Oh, mamma mia. Come siamo, Ed? Attenzione, non è che finiamo... ci distruggiamo. Titolo del libro. No. Lo chiamiamo... Questo lo chiamiamo, ragazzi. Vediamo un po'. Aspetta. Un nome originale. Va bene, dai. The Lords... Non voglio fare proprio una copia. The Lords of Magic Books. Va bene. È un libro fantasy ambientato in una terra di mezzo, ove si scontrano le forze del bene e del male. The Lords of Magic Books. Perfetto, tanto per non fare una bella copia. Allora, Edward, a posto? Troviamo dei componenti, poi gettiamo tutto e dopo vediamo soprattutto di lanciarci nello sviluppo delle nuove applicazioni. Ok, avanti. Ok. Vediamo un po' Stefania quello che ha. A quanto pare la sua abilità sta crescendo. Però evita di chiacchierare con Edward. Quando si lavora, si lavora. Innanzitutto, vediamo un po' quello che dobbiamo fare qua fuori. Vediamo un po'. Questo che cos'è? Ah, i sentieri dei nidi di ragno. Ok, del nostro Italo Calvino. Eccolo qui. Vediamo di... Che è successo? Ah, hanno finito la scuola. Vediamo di venderlo a un editore. Perfetto. Molto buono, molto bene. E abbiamo anche completato l'altro nostro libro, appena adesso scritto. Vediamo di eliminare queste piante morte e se possiamo di piantare queste piante. Facciamolo per Edward. Vediamo di piantare questi semini. Perfetto. Ops. Vediamo di piantare tutto. Qua cosa abbiamo? Delle bollette? Ah no, perfetto, abbiamo troppe azioni in coda. Allora, per quanto riguarda Edward, continua a sviluppare. Sua figlia ripulirà qui e si leggerà, analizzerà un po' questo bel libro. Ok. Suona uno strumento. Vediamo di salire al piano superiore e facciamola un po' divertire con... Ops, dov'è? Il pianoforte. Facciamolo esercitare. Vediamo il figliolo. Eccolo qua. No, ma perché il pisolino? Vedi di farti una bella dormita come si deve. Allora, siamo quasi al completamento di questa bella applicazione per cellulare. Abbiamo guadagnato abbastanza soldi. Ok, i libri sono già disponibili al pubblico. Nostra moglie si farà adesso una bella doccia dopo aver pulito la vasca. Perfetto, vedi di piantare tutta questa roba. Perfetto. Nono livello di programmazione. Ora possiamo creare addirittura dei videogame. Bene, come siamo con la nostra applicazione? La stiamo finendo? Ok. Appena finiamo, Edward, vedi di prenderti una porzione, poi riporre tutto. E con questi soldi adesso vediamo di fare qualche altra cosa di diverso. Allora, vediamo un po'. Ecco, nostra figlia continua sempre a leggere imperterrita. L'abbiamo analizzato il libro? Quasi. Qui ci sono... Cos'era questo? Uova e toast, perfetto, di stamattina. Qualcuno canta. Intanto vediamo di utilizzare questo servizio igienico. E dopo, anzi no, vediamo di salire al piano superiore perché quello è davvero uno schifo. Questo non si può usare. E vabbè, ti tieni la pipì finché il tuo papà non aggiusterà il bagno, dai. Allora, vediamo un po' come sta andando. Edward, tutto a posto? Vediamo di sviluppare queste belle applicazioni. 10 follower online li otterremo tra poco. Allora, uno stato flirtante per la nostra doccia. Lascia perdere coda, non è un buon amico. Piuttosto vedi di pulire tutto questo putridume che c'è qua dentro. Ok, e dopo ti possiamo mandare anche a scrivere un altro libro di... Ah, amore, perfetto. Che cos'è questo? Sarà un nuovo libro magari inerente al nuovo stato che abbiamo appena adesso ottenuto. Allora, vediamo un po'. Tanto stiamo continuando a scrivere, a digitare su quei fantastici tastini. E la nuova applicazione sarà disponibile tra 3, 2... 1, vediamo un po'. Eccoci. Mamma mia, siamo quasi arrivati. Abbiamo le dita che non riescono più a cliccare. Ah, linguaggio palpabile. Un libro rosa. No, un libro rosa. La pantera rosa. Pantera
rosa, perfetto, sarà il libro di maggior successo. Ed eccoci qua, mi sa che abbiamo completato la nostra nuova applicazione. Chiamiamola, visto che ci siamo. Non saprei. Cosa abbiamo fatto adesso di unico? Come la possiamo chiamare? Non saprei, ci sono così tanti nomi che mi vagano per la testa. Ce ne sono tante, per esempio la possiamo chiamare iMusic. Ma sì. Perfetto, abbiamo preso anche $3.000 in totale. Wow, 451 più 1000 qualcosa. Allora, no, non te lo mangiare, quello è il veleno. Lascialo perdere, non te lo mettere in bocca. Lo sapevo io, perché te lo sei messo in bocca? Butta tutto via. Butta tutto via. Ti fai una bella cenetta con un'insalata. No, un'insalata. No, altre scelte. Con un po' di tripla fritta. Vediamo che cosa c'è qui. Ah, meno male, non l'hai neanche digerito. Che succede? Puoi andare sotto, tranquillo, il bagno è stato pulito, perfetto. Dopo vedi se ti puoi prendere un po' di succo d'arancia e te ne puoi andare a letto alla grande. Perfetto. Allora, con questi soldi, ragazzi, vediamo quello che dobbiamo fare. $3.000. Allora, abbiamo detto che dobbiamo ripristinare il nostro piano inferiore. Allora, innanzitutto io scenderei al piano di sotto e cercherei di dare una bella pitturata a tutta questa bella stanza. Allora, cerchiamo di cambiare un po' di cose. Innanzitutto, saliamo al piano di sopra, prendiamo il nostro contagocce e mettiamo lo stesso pavimento che c'è sopra qua sotto, perché mi piace tantissimo. Perfetto. Mettiamo così, adesso cambieremo un po' di cose. Se non mi piace, ragazzi, cambierò ugualmente. Qua, ecco, questo potrebbe essere il piano di sopra. Mentre al piano di sotto vediamo cosa possiamo fare come a livello di decorazione dei muri. Vediamo un po'. Ecco, questa rossa no. Questa, che brutta. Quest'altra, no, non mi piace la carta da parati, mai piaciuta. Vediamo questo invece. Proviamo così. No. Vediamo questo, no, pessimo. Ci deve essere qualcosa di interessante. Vediamo quest'altro. Vediamo un po'. Questo. Sul bianco. No. Vediamo quest'altro invece. Questo. No, neanche. Vediamo invece in muratura. No, in muratura dentro casa ovviamente no. Dobbiamo prendere qualcosa tipo pannelli. Vediamo se troviamo un colore adatto. Per esempio un nero così. Col pavimento non va molto a genio. Dobbiamo andare a scegliere qualcosa di diverso. Sempre sul classico però. Per esempio andiamo qui. Per esempio possiamo scegliere un pavimento invece di legno, moquette, piastrellato, pietra, muratura, linoleum, metallo all'aperto. Pietra. No. Proviamo con il legno, ragazzi. Proviamo un legno abbastanza acceso, tipo questo pavimento in bianco. Vediamo come va. Ecco, questo mi sembra che ce l'avevamo già prima, o no? È un legno bianco molto particolare, guardate che figo. Però vorrei rilanciare più l'arredamento classico, quindi vediamo questo. Vediamo come va. Ecco, questo è già un pochettino diverso, però non è adatto. Vediamo un po'. Vediamo qua per esempio questo sul marrone scuro. No. Sembra una casa una palafitta. Vediamo un po' qui, dobbiamo farla bene la casa. Questo marrone ormai troppo, una tonalità molto chiusa. Pavimentazione parquet elegante. Vediamo questo. Eh sì, ragazzi, mi sa che sceglieremo questo perché è proprio adatto. Vediamo quanto spendiamo. Già 1000. Guardate quanto spendiamo. Già 1400, 1500. Costa parecchio. Non saprei. Vediamo. Perché sopra l'abbiamo messo il parquet elegante. Pavimento di legno duro spiegato. Potrebbe essere anche questo carino. Vediamo. Ecco, potrebbe essere anche questo carino e costa anche di meno. Vediamo un po'. 1000. Inoltre qua, ragazzi, andrebbe a costare un bel po'. Quindi io intanto cambierei la sezione dell'arredamento e dopo cambierei magari tutta la sezione delle decorazioni a livello di pavimenti e di muri, perché ci servono più questi elementi interattivi. Allora, vediamo di cambiare immediatamente qualcosa. Edward, un attimino ti puoi spostare di là. Dobbiamo rinnovare un attimo il piano di sotto. Il piano di sopra già è fatto. Ragazzi, vedete, non c'è più bisogno di niente. Qui magari poi aggiungeremo qualche decorazione, però adesso dobbiamo fare il piano di sotto. Quindi, ok, vediamo di cambiare un po' questa storia. Ecco, Edward si mette davanti al frigorifero. Ma maledizione, te ne vuoi andare laggiù? Ecco, fatti un giro, spostati di qua. Ti stai addormentando? Vattene a letto, non stare qua. Cioè, dobbiamo fare noi i lavori e lui si mette davanti al frigorifero. Avanti. Cambiamo tutto. Allora, vediamo di vendere tutta questa roba. Perfetto. Perfetto e perfetto. Allora, vediamo di mettere dei banconi in stile classico. Per esempio, dobbiamo mettere intanto
un tavolo di stile classico. Abbiamo abbastanza soldi, 5.000 dollaroni. Vediamo di mettere un bel tavolone. Io cambierei anche questi divani perché dobbiamo creare appunto un'atmosfera adatta. Questo tavolino lo spostiamo. Allora, abbiamo questa bella stanza da decorare. Allora, innanzitutto io vorrei creare una bella... Vediamo il bancone. Il bancone lo mettiamo più avanti. Guardate questo che bello! Mamma mia! Aspettate però. Allora, mettiamo come tavolo da pranzo qualcosa, ecco, il duraturo, tipo qualcosa di antico. Ecco, già questo, tavolo da pranzo sottomarino. Oppure qualcosa mega tavolo. Guardate questo che bello. Ecco, per esempio così. Quanto costa questo? 1.500? Questo? Vediamo di prendere questo, ragazzi. Sul marrone. Lasciate perdere per adesso Teddy che è lì. Però il tavolo lo possiamo mettere... Anzi, forse un pochettino troppo grande. Vediamo questo come va. Sempre sul marrone. Ecco, già questo potrebbe essere buono. Tipo, gli possiamo mettere un paio di sedie adatte. Per esempio, sedie del genere. Vediamo un po'. No. Ah, oppure così per esempio. Ma non mi piace molto, ragazzi. Quindi vediamo un pochettino di cambiare. Prendiamo il tavolo bello grande. Eccolo qua. Il tavolo. Oppure possiamo creare, ragazzi, sotto un ambiente moderno e sopra un ambiente classico. Potrebbe essere una cosa molto innovativa. Per esempio sopra questo ambiente un pochettino classico, classicheggiante, e sotto l'ambiente completamente moderno. Sì, dai, proviamo a fare una cosa del genere. Per esempio, mettiamo un tavolo diverso. Per esempio, tavolo di vetro. Eccolo qua. Vediamo un po'. Vediamo di scegliere un arredamento abbastanza moderno. Allora sotto proviamo delle sedie molto, eccole qua, eleganti. Mamma mia. E gli mettiamo anche la sezione della cucina. Mettiamo, vediamo un po'. Questa costa 3.000. Mettiamo Cucini 2 Pro. O addirittura la nostra vecchia cucina rivalutata con un colore migliore. Anzi no, è pessima. Vediamo di sceglierla nuova. Ok, così. Vediamo di aggiungergli anche un bel frigorifero. Ok, eccolo qua. Mi sa che non è lo stesso di prima, no? L'abbiamo cambiato. Aggiungiamo anche dei nuovi banconi. Per esempio, vediamo di aggiungere un colore diverso. Ok. Vediamo dei nuovi banconi. Ecco, per esempio questi, guardate che sono fighi. Con il rosso, guardate che bello. 1, 2 e 3. Gli aggiungiamo anche un bel lavandino. Vediamo come. Un bel lavandino. Eccolo qua. Cucina davvero che è rinata. Il vecchio cestino lo lasciamo qua. Perfetto. La pianta di ficus la togliamo e aggiungiamo. Benissimo. Intanto una credenza del genere. No, che è una specie di stanzino questo. No, uno stanzino. Tipo quegli armadietti che ci sono nelle scuole. Vediamo cosa c'è a livello di decorazioni. Vediamo un po'. Qualcosa di divertente. Vediamo. Io più che altro gli metterei... Ecco, vediamo, ci sono dei banconi. Mi sa che non possiamo farlo per adesso. La cappa per la nostra cucina. Guardate che figa. Vediamo di mettere. Guardate che bella. La possiamo mettere tipo qua sopra. La finestra la spostiamo intanto. Perfetto. Eccola qua. No, la mettiamo un po' più in qua. Però vediamo di cambiarla. Cambiamo queste due finestre. Gli mettiamo delle finestre più adatte. Vediamo un po'. Finestre un po' più moderne. Perfetto. E per quanto riguarda la sezione dei divani, aggiungeremo i divani adatti. Vediamo un po'. Ok. Guardate questo che figo. È proprio adatto alla nostra situazione. Allora, aggiungerei un divanetto appunto qui. Vediamo se lo possiamo fare. Dov'era? Ops. No, in bianco. Così. No, ma maledizione. Annulla ESC. Ok. Allora, vediamo come possiamo fare. Intanto vediamo se possiamo dipingere la casa, visto che abbiamo aggiunto i servizi principali. Allora, avevamo detto un legno bianco. O addirittura sì, questo vediamo cos'è. Pavimentazione dei travi larghe, mondo intero. O addirittura, vediamo qui se c'è qualche altra colorazione. Vediamo un po'. Ecco, così vediamo come va. Ecco, guardate che bello, ragazzi. Ecco, già la cucina ha assunto una fisionomia diversa. Perfetto. Vediamo di raggiungere anche questa postazione. Anche qui, perfetto. E adesso dobbiamo aggiungere delle nuove un nuovo motivo per i muri. Vediamo un po'. Qualcosa che si adatti anche alla cucina. Vediamo questo come ci sta, il rosso. Ecco, guardate che bello, ragazzi, Vediamo un po' così.
Perfetto. Non so ragazzi se vi piace l'idea, però potrebbe essere molto carino. Vediamo un po'. Prendiamo anche un tavolo diverso, per esempio un tavolo così, un tavolino in rosso, lo mettiamo qua. Gli aggiungiamo anche dei divani molto accesi, vediamo questi. Per esempio, quanto costa questo? 630. No, però deve essere molto particolare.